quando il ricordo di una tragedia spinge allo slancio verso la beneficenza. E questo è il caso dell'iniziativa mossa dall'Associazione dei Dipendenti della Provincia regionale di Agrigento, intitolata al collega scomparso prematuramente a causa di un tragico incidente stradale, Paolo Palmisano. Un budget che supera i 20.000 euro destinati a tutte le associazioni di volontariato e le chiese dell'Interland agrigentino. Ieri la presentazione ufficiale del progetto. C'è un progetto di solidarietà che inizia da tanto tempo. Noi dalle nostre buste paga da tempo abbiamo deciso di prelevare una piccola somma che nel tempo è diventata una somma importante. Ora, dopo diverse assemblee, abbiamo deciso di ripartire la somma che abbiamo accantonato, sono circa 45.000 euro, e destinandola a delle richieste che ci sono pervenute e che abbiamo valutato. Per esempio abbiamo deciso di destinare 16.300 euro alla Fondazione Mondo Altro perché sta realizzando un'importante iniziativa qui vicino il Duomo. Poi abbiamo deciso di destinare 2.000 euro al Banco Alimentare con l'ingegnere Maurizio Costa che è un valido promotore e il presidente. Poi abbiamo deciso di destinare 2.000 euro all'Unitalsi, che è quella società che si occupa un po' dei non deambulanti, organizza anche viaggi tipo Lourdes, in questo momento sono a Lourdes per esempio. E poi abbiamo deciso di destinare 2.000 euro ai volontari di strada, che è un'altra associazione che si occupa delle famiglie in difficoltà, specialmente delle ragazze che non riescono ad assicurare ai propri bambini pannolini, omogeneizzate e cose varie. E poi un progetto che ho voluto fortemente io, abbiamo deciso di destinare 20.000 euro alle parrocchie. Presenti all'evento anche i figli di Paolo Palmisano, che attraverso questa pregevole iniziativa hanno ricordato la propria famiglia con rinnovato spirito. È un'iniziativa che ormai è da tantissimi anni che viene portata avanti e sono stati raggiunti anche dei risultati molto importanti nella beneficenza, e noi siamo qua proprio perché abbiamo partecipato, seppur dall'esterno, sempre a questo percorso molto interessante e molto ammirevole, proprio perché diciamo, è una testimonianza di come da un evento che rappresenta una disgrazia possa invece farsi del bene e far del bene a molte persone. È una dimostrazione che nel mondo è facile comunque trovare delle belle cose, anche appunto dagli eventi brutti si può trovare la forza per riscattarsi e a trovare nuovi slanci per far rinascere qualcosa di positivo. Poi ecco, nello specifico è anche bello vedere da parte dei colleghi, degli amici, dei nostri genitori tanto affetto che li ricordano comunque attraverso queste cose, e quindi siamo proprio contenti di intervenire qui oggi.